Buongiorno e buona domenica, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i nostri titoli. A Siracusa prosegue l'Expo dell'agroalimentare e della pesca. Dopo il Premier Giorgia Meloni, oggi è la volta dei ministri Schillaci, Pichetto Fratin e Calderone. La ministra del Lavoro, patenti appunti dal 1° di ottobre. Un delitto politico eseguito dalla mafia. A Bufera torna le dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa, che torna a parlare dell'omicidio del padre, il generale Carlo Alberto, avvenuto nel 1982. Vigilanza rafforzata attorno al Baesi, hanno affondato nelle acque di Porticello. Nelle cassaforti del veliero ci sarebbero i segreti internazionali di Mike Lynch. Alba di sangue sulle strade del Catanese. A Ramacca un'auto è uscita fuori strada, morto un 15enne. Scontro sulla tangenziale tra 4 vetture, un ferito è grave. Torna a Catania il Lungomare Fest. Famiglie, ma anche molti giovani e numerosi turisti per una domenica all'insegna dello sport e delle passeggiate sul lungomare di Ognina. Dopo Berlino e Milano, ad Agrigento approda il Piano City, il festival pianistico organizzato per celebrare il ruolo di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Successo per il preludio del compositore Davide Di Leo. Calcio, pari senza reti del Palermo al Barbera, che ha ricordato Totò Schillaci. In Serie C il Catania Giuliano cerca continuità. Esordio in casa sulla panchina del Trapani per Salvatore Aronica. Nel Messina invece rientrate le dimissioni di Modica. Ancora ben trovati dopo l'inaugurazione di ieri con la Premier Giorgia Meloni. Oggi prosegue l'Expo dell'agroalimentare e della pesca, che coinvolge l'intera isola di Ortigia, che anticipa la 3 giorni di lavori del G7 che si svolgeranno al Castello di Maniace dal 26 al 28 settembre. Numerosi gli eventi e le presenze istituzionali anche quest'oggi, ma ci dice tutto il nostro inviato Luca Ciliberti. L'obiettivo del ministro Lollobrigida è quello di sviluppare il settore agricolo e della pesca, rilanciarlo e mettere in campo tutte le misure atte a farlo. Allora è per questo che oggi sono cominciati, nel secondo giorno dell'Expo Divinazione qui all'isola di Ortigia, gli incontri istituzionali. Oggi si sono ritrovati tutti i rappresentanti del mondo agricolo nazionale. Il centro della giornata è stato il Teatro Comunale con 3 diversi panel, uno dedicato appunto alle misure da mettere in atto subito e in prospettiva per l'agricoltura, poi il mondo della pesca da sviluppare e certamente da valorizzare e ovviamente la sicurezza nel mondo del lavoro, sicurezza che passa anche dal sfruttamento dei lavoratori, la lotta al caporalato e ovviamente le misure che il governo sta mettendo in atto. Proprio su questo abbiamo sentito la ministra Calderone. C'è una riflessione ampia sul fatto che il lavoro deve essere ovviamente un lavoro etico, di qualità, con uno sforzo di tutti quanti a renderlo sicuro, ancora più sicuro e soprattutto rispettoso di quelli che sono i crismi della legalità. Parliamo di agricoltura, parliamo ovviamente anche di contrasto allo sfruttamento lavorativo del caporalato, ma non dimenticando mai che noi siamo famosi nel mondo per un'agricoltura di qualità che produce dei prodotti di eccellenza e che è fatta da tantissime aziende che investono nella qualità anche dei rapporti di lavoro. La patente parte dal 1° di ottobre, domani mattina esce la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, domani in giornata, e ci sono tutte le indicazioni, ma voglio rassicurare le aziende e gli operatori che saranno accompagnati in questa prima fase di applicazione, perché il nostro obiettivo è certamente quello di consentire alle aziende di continuare a lavorare, ma ancora una volta di rimarcare l'impegno di tutti, compreso e anzi soprattutto quello delle organizzazioni di categoria e delle parti sociali, a farlo in sicurezza e soprattutto garantendo la qualità anche degli investimenti in materia di sicurezza.
E mentre si incontravano le associazioni nazionali di categoria insieme alle istituzioni, a proposito, oltre al Ministro per il Lavoro Maria Elvira Calderone, sono arrivati a Siracusa anche il Ministro per l'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e il Ministro per la Salute Orazio Schillaci, insieme al Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Intorno a Siracusa è tutta una festa, intorno all'isola di Ortigia, dove ci sono ovviamente gli stand che propongono l'eccellenza agroalimentare italiana. A curiosare per noi è andato il nostro Francesco Aloi. Girando tra gli stand dell'Expo si consumano energie e arriva l'appetito, così ci si mette in coda per le tante degustazioni. Io sto facendo una degustazione di salsiccia e peperoni, ancora non ho assaggiato. Salsiccia con pane e caponata. Tanta gente anche nel padiglione della Sicilia. Abbiamo un ottimo vino della zona di Valle d'Olmo, dell'olio dell'abbazia all'interno della provincia di Palermo, i figo d'India di Roccapalumba. Che abbiamo la polvere di limone, di barbabietola, di pomodoro, granella di olive, finocchietto selvatico, arance e capperi. Tra le prelibatezze della nostra terra non poteva certo non esserci il buon cioccolato, rigorosamente di modica IGP. Come si arriva al cioccolato che portiamo in tavola? Allora, in pratica noi andiamo a prendere questo frutto che è la cabossa. Dalla cabossa viene estratto la fava di cacao e viene presa la massa tramite una lavorazione e poi otteniamo questa massa che andiamo a sciogliere a 45 gradi e poi aggiunta lo zucchero. Da questa preparazione facciamo una fase che si chiama il temperaggio del cioccolato e da questo poi andiamo a metterla negli stampi e poi dopo essere sodata abbiamo questo. Giovedì comincerà il G7, primo incontro con i paesi africani. Da Siracusa è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Luca, torneremo a collegarci con te nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Intanto andiamo avanti con questa edizione, con la cronaca. La Guardia di Finanza di Gela ha eseguito un sequestro di oltre 4 milioni di euro nei confronti di 6 persone indagate per uso di fatture in operazioni inesistenti e in debita compensazione. Sono state scoperte 9 imprese dedite esclusivamente alla sovrafatturazione di prestazioni di manodopera a una società per azioni operante nel settore della meccanica generale e con sede legale a Roma. Le aziende venivano costituite unicamente per consentire una rotazione sistematica del personale tra le stesse e permettere in tal modo alla capofila di abbattere la pressione fiscale e generare disponibilità finanziarie che nel tempo venivano trasferite ai soggetti segnalati, spiegano appunto i finanzieri. Bufera, attorno alle dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa, che torna a parlare come un fulmine a ciel sereno dell'omicidio del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il delitto sarebbe stato politico, anche se eseguito dalla mafia. Manlio Viola. Non un semplice, anche se terribile, delitto di mafia. L'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa fu frutto di un accordo fra mafia e pezzi dello Stato. Fu un favore fatto ad un politico. Come altri delitti degli anni bui d'Italia, anche quello del prefetto di Palermo, assassinato il 3 settembre 1982, non sarebbe soltanto un omicidio deciso da Cosa Nostra. Piovono come un fulmine a ciel sereno le dichiarazioni della figlia del generale, Rita Dalla Chiesa. La conduttrice televisiva, oggi deputato di Forza Italia, lo ha detto durante una trasmissione TV. In realtà Rita Dalla Chiesa aveva già scritto sui social a fine agosto di essere convinta che l'omicidio di suo padre fosse maturato come favore a qualcuno. Adesso conferma e rincara la dose sostenendo che il delitto fu un favore ad un politico, lo stesso che quando suo padre fu nominato gli disse: stia attento a non mettersi contro la mia corrente politica perché chi lo fa torna in una bara. Rita Dalla Chiesa non fa il nome perché dice c'è rispetto nei confronti della famiglia di quest'uomo, ma i suoi riferimenti sembrano chiari, tanto che la conduttrice si spinge fino a nominare Giulio Andreotti, nome che lei non conferma e non smentisce. Ma a Palermo il pensiero vola anche ad altri nomi di politici di quegli anni, una vicenda destinata a sollevare un vespaio. Vigilanza rafforzata attorno al Baesian, il veliero di lusso che giace a quasi 50 metri di profondità a Porticello, nel Palermitano. Lo racconta la CNN, che cita fonti italiane e spiega anche perché questa scelta. Nelle cassaforti del veliero ci sarebbero i segreti internazionali di Mike Lynch. Sentiamo.
Torna la spy story intorno all'affondamento del Bayesian, il veliero di lusso colato a picco in circostanze da chiarire a Porticello nel Palermitano, e stavolta non si tratta di complottismo e fantasiose ricostruzioni. I sommozzatori che stanno esaminando il relitto hanno chiesto una sorveglianza rafforzata nel timore che dati sensibili che sarebbero custoditi nelle casseforti del super yacht possano interessare governi stranieri come quelli di Russia e Cina. Lo hanno rivelato diverse fonti alla CNN, secondo cui a bordo del Bayesian è affondato il 19 agosto provocando la morte di 8 persone, tra cui il tycoon britannico Mike Lynch, fondatore dell'azienda di cybersicurezza Darktrace e proprietario del super yacht. Potrebbero esserci informazioni altamente riservate legate ad alcuni servizi di intelligence occidentali. Secondo l'emittente americana, che cita un funzionario coinvolto nei piani di recupero, sul Bayesian, che giace sul fondale marino a circa 50 metri di profondità, ci sarebbero 2 cassaforti a tenuta stagna contenenti 2 hard disk super crittografati con informazioni altamente classificate, tra cui codici di accesso e altri dati sensibili. Sul fronte internazionale, intanto, la Perini, la casa costruttrice del veliero considerato inaffondabile, fa causa all'equipaggio e chiede un risarcimento da 222 milioni di euro. Abbiamo perso 4 clienti, scrivono i costruttori, per la cattiva pubblicità dovuta a un evento che non doveva accadere e del quale attribuiscono la responsabilità esclusivamente alle scelte del capitano e dei suoi marinai. Infine procede il piano di recupero della nave. Per riportarla alla luce però occorreranno almeno 6 settimane, forse anche 2 mesi. 2 incidenti nel catanese questa mattina all'alba. A Ramacca un'auto è uscita fuori strada ed è morto un ragazzino di 15 anni, mentre sulla tangenziale all'altezza dell'Ikea coinvolte 4 vetture con altrettanti feriti, di cui uno grave. Simona Mazzone. Non ce l'ha fatta il 15enne che viaggiava con 3 persone sull'Audi, che intorno alle 5 si è schiantata andando a finire fuori strada, capovolgendosi a Ramacca nel catanese in un incidente sulla strada statale 288. Il guidatore ha perso il controllo finendo nella corsia opposta. Il ragazzo è morto sul colpo, i feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona. Uno di loro è stato estratto dalle lamiere dei vigili del fuoco. Ancora non sono chiare le cause del sinistro. Ed è di 4 feriti, di cui uno grave in codice rosso, il bilancio di un altro terribile incidente che si è verificato all'alba sulla tangenziale di Catania. In un primo momento si sono rincorse notizie sul decesso di una persona, subito smentite dalla polizia stradale di Catania, intervenuta sul posto insieme ai soccorsi. L'incidente si è verificato vicino allo svincolo della zona industriale nord, all'altezza del negozio Ikea, in direzione Siracusa, dove 4 auto si sono scontrate violentemente. Il tratto è stato subito chiuso e il traffico è rimasto bloccato per alcune ore, poi intorno alle 10:30 tutto è tornato alla normalità. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Una Lancia Y guidata da un 20enne a causa dell'impatto si è ribaltata. Il giovane è stato portato in codice rosso all'ospedale Cannizzaro e pare non sia in pericolo di vita. Feriti meno gravi gli altri conducenti delle 3 autovetture coinvolte, una Hyundai, una Fiat Panda e una Ford Fiesta, con alla guida un 65enne, una 24enne e una terza persona. In nessuna delle auto vi erano altri passeggeri a bordo. La polizia ha scoperto una stalla abusiva in una via del centro di Aci Castello. Un 42enne aveva trasformato il suo garage in una sorta di stalla, tenendo un cavallo in condizioni del tutto inadeguate, al punto da generare non poca sofferenza all'animale. Il locale era fatiscente, chiuso con un lucchetto, come vediamo appunto in queste immagini. I veterinari dell'ASP hanno sanzionato il 42enne per 9.000 euro e lo hanno sollecitato a trovare una giusta collocazione per l'animale. A Catania torna il Lungomare Fest, tante le famiglie, i giovani e i turisti per una domenica all'insegna dello sport all'aria aperta. Vediamo. Pattinaggio, tamburelli, hockey, corsa, ciclismo. Non manca nulla al Lungomare Fest. Ideato dal Comune di Catania con il Dipartimento Sport e Salute e altri partner sul lungomare per una domenica all'insegna dello sport e dell'aria pura, senza auto, che sa di famiglia e libertà. Qui con la famiglia? Sì, sono spazi nelle varie attività sportive che ci sono in zona. Padre, figlio in bici, sì. Quando possiamo cerchiamo di uscire spesso. Meglio essere prudenti con la mano. Sì, decisamente, soprattutto all'inizio. Tante attività hanno coinvolto grandi e soprattutto i più piccoli, lontani da videogiochi e tablet, per riscoprire il sapore del divertimento sano. Una bici, un paio di pattini, uno skate. Un'occasione per ritrovarsi anche tra amici. Una bella corsetta!
È vero, ci vuole, ma è tutto merito suo perché oggi si è svegliato fenomeno, voleva correre. Gli fai da coach? Più lui a me perché lui è più allenato, però proviamo a fare quello che possiamo. Oggi è lo Sport City Day 2024, Catania è tra le 164 città in tutta Italia che hanno aderito a una festa sportiva italiana per il benessere e per costruire insieme la Repubblica del Movimento. Dal Parco Agos di Vulcania, le attività di rugby, green volley, basket, i percorsi motori di atletica per i più piccoli e una passeggiata ecologica. Promuove l'attività all'aria aperta e stimola il benessere psicofisico. La giornata nazionale dello Sport City Day ormai è una certezza assoluta del panorama sportivo, offre di tutto e di più grazie a una straordinaria intuizione di chi come Fabio Pagliara, oggi presidente della fondazione, ha fortemente voluto creare quella che è diventata tradizione e cultura. E adesso parliamo della settimana della mobilità, guardare sempre più verso una mobilità sostenibile e di condivisione è proprio l'obiettivo che ci ricorda questo importante appuntamento europeo. Veronica Barbarino. Bicicletta o monopattino elettrico, bus urbano, metropolitana, dove è presente guardare sempre più verso una mobilità sostenibile e di condivisione è l'obiettivo che ci ricorda la settimana europea della mobilità. L'aumento del traffico privato nella città ha portato un incremento delle emissioni CO2, peggiorando la qualità dell'aria e la salute dei cittadini. Ridurre significativamente tali problemi è possibile e già in tanti nel loro piccolo danno un importante contributo. Amo andare in bicicletta, soprattutto per il lavoro, per passeggiare. L'utilizzo che faccio io è questo: andiamo al lavoro, gli spostamenti brevi, gli acquisti in piazza, in centro, per non prendere la macchina ed evitare di buttare altro smog nell'aria. Io sono in vacanza e ho scelto la bicicletta perché io vengo da Roma e sono abituata, noi siamo molto attenti alla sostenibilità e quindi cerchiamo sempre di spostarci con i mezzi pubblici. Andare a fare la spesa, al lavoro, in palestra, godere delle bellezze della propria città, muovendosi in maniera green è quindi possibile, ma è comunque chiaro che la salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo e il nostro stesso futuro dipendono, oltre che dal nostro impegno, anche da politiche lungimiranti che incoraggino questo processo di trasformazione. E adesso lo spettacolo, dopo Berlino e Milano, approda anche ad Agrigento il Piano City, il festival pianistico organizzato per celebrare il ruolo di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Successo per il preludio del compositore e musicista Davide Busta di Leo. Davide Sardo. I tasti del pianoforte sono risuonati in piazza Don Minzoni dinanzi alla cattedrale normanna intitolata al patrono San Gerlando. Dopo i successi di Berlino e Milano è approdato anche ad Agrigento il Piano City, il festival pianistico organizzato dal comune per celebrare il ruolo di capitale italiana della cultura. La prima edizione è attesa nel 2025 e l'anteprima nel centro storico è stata già un successo con l'esibizione del musicista compositore Davide Busta di Leo. Al primo Piano City ad Agrigento il prossimo anno parteciperanno oltre 100 pianisti provenienti dai 5 continenti, solisti di fama internazionale, artisti emergenti, giovani talenti e allievi delle scuole di musica e conservatori. Noi ci fermiamo per una breve pausa, tra poco un'ampia pagina dedicata al calcio con il tributo intanto a Totò Schillaci, alla Barbera durante la partita Palermo-Cesena e poi la Serie C con il Catania che giocherà questa sera contro il Giuliano. Tutto questo tra poco, restate con noi. Seconda parte del nostro telegiornale, ancora ben trovati. Adesso il calcio, la Serie B finisce pari senza reti, Palermo-Cesena. Nonostante questo però la partita ha regalato tante emozioni, tra queste il tributo a Totò Schillaci. Marco Gulla. Il
Il tributo del Barbera per Totò Schillaci prima del match con il Cesena è da brividi. Peccato per il Palermo che il match sia terminato 0-0, appuntamento quindi ancora rinviato con la prima vittoria casalinga. Una gara strana quella di ieri con ben 4 gol annullati e il VAR quindi protagonista indiscusso. Tu pensi che non ci siano state emozioni, invece emozioni ci sono state, un po' di interventi del VAR, un episodio molto dubbio in area di rigore del Cesena, e dentro questo c'è stato un primo tempo veramente molto positivo dove ci è mancato solo il gol e un secondo tempo che abbiamo ripreso, ma all'inizio del secondo tempo potevamo far meglio. Poca incisività in avanti e mancanza di idee a centrocampo, consueti problemi per un Palermo che deve ancora crescere e maturare. Soprattutto nella ripresa i rosaneri hanno rischiato di perderla con ben 2 gol annullati ai romagnoli. Molto bene, il secondo magari un po' più di confusione, anche loro l'hanno un po' sporcata di più la partita, quindi c'è stata un po' più di confusione e non siamo riusciti a sbloccarla, però comunque penso la squadra abbia dato tutto e quindi si può essere soddisfatta anche se noi puntiamo sempre alla vittoria. Per i rosanero adesso una settimana molto impegnativa. Giovedì la sfida di Coppa Italia al San Paolo contro il Napoli di Conte, poi lunedì il posticipo a Bolzano contro il Sud Tirol. Dionisi spera di recuperare pedine come Baneca e Verre. E adesso la Serie C, questo pomeriggio a Giugliano il Catania cerca ancora un risultato importante e un nuovo passo avanti verso un campionato che vuole vivere sicuramente da protagonista. Toscano, in vista di 3 partite ravvicinate, farà ruotare gli uomini in attacco. Marco Carli. È tutta una questione di potenziale, quello che, come suggerisce Toscano, il Catania ancora nemmeno conosce completamente. Per dirla con altre parole, la crescita costante, quella che invoca il tecnico specialista in promozioni. A Giugliano, oggi, i rossazzurri, sostenuti da 500 tifosi che faranno dello Stadio De Cristofaro un piccolo Massimino, cercano un'altra prova di crescita nella strada verso il raggiungimento del definitivo potenziale, che la squadra ancora non conoscerà appieno, ma che in alcuni dati è già visibile. Il solo gol subito in 4 partite ne è un esempio lampante. Per il resto, leggasi attacco, c'è il lavoro che tenderà a portare tutti ad un livello di condizioni uguale. Per ora, mentre dietro ci sono le certezze, là davanti ci si affida alle staffette e ad aumentare il minutaggio. Fra Inglese, che da qualche partita già insegue un suo recente passato fatto di ottimi numeri, D'Andrea e Montalto che vogliono crescere, con Lunetta soprattutto, che finché in attacco ci sarà bisogno di lui non farà mancare la sua duttilità. E a proposito della batteria dei trequartisti, c'è Jimenez che ha caratteristiche uniche e che può presto cominciare a mostrarle. Tutto, per dirla ancora con Toscano, nasce dal lavoro. Anche l'ultima partita ci ha dato delle indicazioni ben precise di una squadra, di un gruppo che sta lavorando bene, perché se non riesci a mettere quella concentrazione, quell'attenzione anche in una partita dove ci sono state tante variabili, una squadra che ti ha sollecitato tanto, dovevi fare delle scelte immediate, dove hai rischiato praticamente pochissimo, però questo non basta. Giugliano Catania sarà seguita come sempre da Telecolor, 3 ore live a partire dalle 18 con collegamenti dallo stadio, commenti da studio e alla fine le interviste ai protagonisti. Anche il Trapani in campo oggi pomeriggio, in casa però contro la Juventus Next Gen, e l'esordio in panchina, esordio casalingo per Salvatore Aronica. A Messina invece, a proposito di panchine, sono rientrate le dimissioni di Giacomo Modica, ma ci dice tutto Francesco Triolo. Calcio alla prima vittoria in campionato per il Trapani, che alle 16:15 ospita al provinciale la Juventus Next Gen per un match inedito che segnerà il debutto casalingo per Salvatore Aronica sulla panchina granata. Di fronte la squadra del presidente Antonini si troverà di fronte una formazione giovane, un avversario ostico e ben organizzato. Il tecnico può contare su diverse soluzioni, puntando sempre sulla difesa a 4, ma sta ragionando anche sul medio periodo, considerate le 3 gare in 7 giorni che attendono la squadra. Aronica è stato chiaro nel presentare la partita. Secondo lui, per la sua squadra oggi parte un campionato nuovo ed ha catalizzato tutta l'attenzione su questa partita. Il tecnico avrà tutti a disposizione tranne lo squalificato Sabatino contro la Juve, quindi si va verso il 4-4-2 con Lescano e Udò in avanti, Canuta e Foll esterni offensivi. A Messina sembra essere rientrata la bufera che si è scatenata dopo il pareggio contro la Casertana di venerdì sera. Nella serata di ieri Giacomo Modica ha ritirato le dimissioni che aveva definito irrevocabili dopo che il presidente Sciotto le aveva respinte e la squadra aveva lanciato un appello pubblico per convincerlo a rimanere. Il tecnico e la proprietà hanno avuto un lungo incontro nella giornata di ieri per affrontare
affrontare i nodi che hanno portato alle dimissioni di Modica, alla fine rientrate. I giallorossi quindi avranno il proprio tecnico in panchina mercoledì a Latina nel turno infrasettimanale. E con questo servizio noi ci fermiamo, questa edizione del TG Sicilia termina qui, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 20 questa sera, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di giornata e buona domenica.